È un omaggio alla donna sarda e in particolare alla donna serramannese, che fino agli anni 50-60 andava a lavare i panni al fiume, andava a raccogliere l'acqua a Quimmaricasa, e praticamente io ho questa visione, diciamo, di queste donne altissime che scendevano appunto da Via Serra per andare appunto verso il fiume. Ecco, qui abbiamo la prima tavola dove ho voluto raffigurare, oltre che le donne, anche degli animali, perché all'acqua andavano tutti, andavano gli uomini, andavano le donne, andavano gli animali per abbeverarsi. In questa seconda tavola rappresento le donne che si cercano la giusta strada, il cosiddetto cicchendi su un moricedo giusto. Il maestrale sibila flettendo le canne. Chiunque di noi sia andato al fiume dove ci sono dei cannetti ha sentito questi suoni del maestrale che fa questo schiettio tra le canne, o come hanno detto anche dei visitatori, le leggende di questi canti di queste donne, che appunto era un canto delle donne praticamente morte o di parto o di altro, che praticamente tra le canne si sentivano questi canti, donne tra i cannetti. Praticamente una volta che raggiungevano la fine del paese non c'era più strada, pertanto si dovevano destreggiare tra le canne, spostare le canne per poter passare, per cercarsi la giusta strada. Quest'altra tavola lungo l'arido erto sentiero. Come ho detto anche prima, i sentieri c'erano le pietre, c'era il fango, c'era la polvere, tutto attorno c'erano anche i fichi d'India, pertanto erano dei percorsi non solo faticosi ma anche molto molto accidentati. Il maestrale piega al suo volere l'antico ginepro. Il ginepro viene piegato dal maestrale, mentre invece le donne sarde sempre belle dritte, non si piegano mai. Qui abbiamo donne con cradage dell'Iauna e mariga. Sammariga che serviva per portare l'acqua, e sugadraggio dell'Iauna è dove mettevano i panni per portarli a lavare e poi li riportavano asciutti, o in certi casi d'inverno li portavano bagnati e poi li stendevano a casa. Quest'altra tavola sotto il sole cocente, affaticate percorrono il sentiero. Ormai stiamo per raggiungere la meta, per raggiungere l'acqua. Qui le immagini vengono sempre più in primo piano, donna con mariga. Ecco, qui ho voluto rappresentare infreddolite dal gelido inverno, cercando anche di riprendere anche un po' in penombra l'immagine, sguardo stanco ma fiero. Ecco, io volutamente non ho voluto fare né occhi né naso né bocca, perché ritengo che il visitatore deve vederla questa immagine, perché sicuramente avrà un ricordo di infanzia, come ce l'ho io, di queste donne, chi una nonna, chi una mamma o chi una zia ha sicuramente conosciuto queste donne che erano vestite così col fazzoletto nero, che appunto andavano a adempiere questo compito. Ho voluto anche fare una serie di donne in tutto tondo. Ecco, queste donne praticamente ora hanno raggiunto la meta. Come raffigurazione dell'acqua ho voluto fare graficamente un pozzo sacro, il pozzo sacro che probabilmente era presente in tutti i territori insediati dall'uomo. E qui abbiamo praticamente la donna che arriva all'acqua, e qui avviene la metamorfosi. La donna praticamente
si lava, adempie al suo compito, si ristora e perde tutto il suo sporco, diciamo, il suo nero, la sua fatica è intesa in questo modo qua e diventa praticamente perfettamente bianca. Questo ho voluto realizzare, questa composizione, appunto per dimostrare che praticamente tutta la stanchezza anche viene buttata via. L'acqua è intesa come bene sacro e allo stesso tempo, diciamo, un bene essenziale. Pertanto, una volta che la donna ha adempiuto il suo compito, che ha lavato i panni, si è rifocillata, rientra al paese.